Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Reni J in cui vi consiglierò ben 5 video da vedere su YouTube. Ma prima mandiamo la sigla. Eccoci qui, tornati per questo nuovo video in cui ho deciso di consigliarvi ben 5 video. Sapete che io vedo tanti video su YouTube, su tanti altri social network e volevo appunto consigliarvene 5 che riguardano il mondo retro computing, quindi Reni Retro, da vedere, assolutamente consigliati da me. Il primo che andiamo a consigliare è un video di Survival Hacking, l'amico Davide Gatti, che ha fatto un bellissimo mini Amiga 1000 utilizzando una stampa 3D con l'ausilio di un Raspberry Pi e di un hard disk da 2,5 pollici. Ha fatto un mini Amiga 1000 veramente da guardare, è degno di nota. Quindi il primo video che vi consiglio è quello di Survival Hacking, quindi Davide Gatti, e riguarda appunto l'Amiga 1000 Mini. Attenzione, l'Amiga 1000 Mini non è in vendita, non è ancora uscita dalla società Retro Game come il DA500 Mini o il C64 Mini o DC64 o altri che già sono usciti. È stata un'idea tutta di Davide, che ha fatto un video che poi è pubblicato sul suo canale Survival Hacking. Il secondo video che mi sento di consigliarvi è addirittura diviso in 2 video. Stiamo parlando di un video dell'amico Marco Valleggi, MVVblog. L'amico Marco Valleggi anche è stato un utente Amiga, ha un bellissimo Amiga 2000 corredato di tante schede, e in questo video che io vi consiglio è andato a far funzionare la versione su Laserdisc di un gioco iconico degli anni 80-90, diciamo. Sto parlando di Dragon Slayer versione Laserdisc, quindi con tutte le problematiche che ne seguono, perché su Amiga sappiamo che funziona bene la versione a floppy, funziona bene la versione installabile su hard disk, ma la versione che va a prendere le animazioni direttamente dalla Laserdisc, diciamo, presentava qualche problema. Bene, Marco Valleggi di MVVblog è riuscito a risolvere tutti i problemi, è riuscito anche in un'impresa con l'ausilio di utilizzando un hardware aggiuntivo che era molto utilizzato in quegli anni, negli anni 90, anche dalle reti televisive, e sto parlando del Genlock, tramite il Genlock, a fare una cosa in più addirittura sul gioco Dragon Slayer. Allora, il video è diviso in 2 parti, perché nella prima parte si analizzerà tutte le varie problematiche, e poi nel secondo video vedremo funzionante finalmente il gioco Dragon Slayer. Ok? Il terzo video che vi consiglio è dell'amico Domenico EMD69. Domenico fa delle riparazioni di macchine di retro computing, in particolar modo Commodore. Domenico, grande amico, grande professionista, diverso tempo, diversi mesi che fa video riparando i Commodore messi nelle condizioni anche peggiori. Nel video che io vi consiglio, lui riporta in stato completamente funzionante un Amiga 500 Plus che era affetto anche da problemi sulle piste,
causate anche dall'acido rilasciato dalla batteria. Sappiamo tutti le problematiche della batteria Varta, ok, che rilascia acido, e quest'acido può andare a corrodere non solo le piste limitrofe, ma anche delle piste che sono un po' più lontani dalla batteria, ok? Quindi molto consigliato vedere questo video. Poi ovviamente io vi metterò tutti i link in descrizione, sia ai canali di questi amici che sto menzionando adesso, sia direttamente ai video. Spero, non so se YouTube me lo fa fare, di poter mettere tutti e 5 i link ai video direttamente alla fine di questa breve introduzione, diciamo, ok? Il quarto video che andiamo a considerare è quello dell'amico Luca Cusani, Luke74 Channel, ok? Luca ha fatto un'ottima recensione del DA500 Mini. DA500 Mini, che lo vediamo anche qui, questo è un numero di The Games Machine, è quasi un mese già che ce l'ho, ancora devo fare il video sulla recensione che viene fatta su questa rivista, ma sto aspettando anche un'altra rivista che ha fatto la recensione della stessa macchina, che si chiama Passione Amiga, ancora non mi è arrivata. Quando mi arriverà Passione Amiga vedremo tutte e due, sia The Games Machine dedicato a DA500 Mini che Passione Amiga dedicato a DA500 Mini. Allora, dicevamo, Luca Cusani ha fatto un bellissimo video trattando appunto il DA500 Mini. Ha fatto l'unboxing, l'ha fatto vedere addirittura internamente. Non vi dico altro perché è bellissimo il video, quindi merita di essere visto dall'inizio alla fine. E quindi il quarto video che vi consiglio di andare a vedere è sul canale Luke74 Channel dell'amico Luca Cusani e riguarda DA500 Mini, la recensione. L'ultimo, ma non per importanza, è fare anche un po' di storia di Amiga che abbiamo trattato finora. Quindi abbiamo visto l'Amiga 1000 di Davide Gatti, l'Amiga 2000 di Marco Valleggi, abbiamo visto l'Amiga 500 Plus dell'amico Domenico e diciamo il DA500 Mini di Luca Cusani. Vi consiglio del canale Computer Nostalgia 8090 la storia dell'Amiga. La storia dell'Amiga viene praticamente affrontata da J-Miner al fallimento di Commodore, diciamo, alla Escom, alle vicissitudini che ci sono state, toccando tutti i modelli di Amiga, partendo addirittura da Lorraine, ma diciamo dall'Amiga 1000, passando per poi tutti i modelli che si sono avvicendati. Quindi il video tratta anche l'Amiga 500, poi l'Amiga 600, l'Amiga 2000, l'Amiga 3000. C'è un accenno anche a quello che io ho, l'Amiga 3000 Unix, UX, chiamato così da Commodore, che era un Amiga 3000, versione speciale con sistema operativo Unix. Poi l'Amiga 4000, l'Amiga CD32, l'Amiga CD-TV. Quindi sono trattati un po' tutti i modelli di Amiga usciti negli anni, con tutte le problematiche che ci sono state di pubblicità, di distribuzione, di produzione, diciamo la storia vista dagli amici di Computer Nostalgia 8090 di un computer iconico che ha fatto la storia vendendo milioni tra tutti quanti i modelli di pezzi in tutto il mondo. Ok? Qui sopra vedete ci sono alcune riviste, così io ecco sono collezionista di riviste di tutti i tipi. Questo è Mega Console, capito? Quest'altro è la Game Power, di Age of the Game Machine, Console Mania, Zap. Quindi questo è per quanto la mia passione è appunto il retro computing, come Reni Retro. Ok? Quindi ricapitoliamo in finale i 5 video che vi consiglio di andare a vedere su YouTube. Il primo, Davide Gatti, l'Amiga 1000 fatto con Raspberry Pi e un hard disk da 2,5 pollici.
Il secondo è Marco Valleggi, che ha fatto funzionare Dragon Slayer versione Laserdisc su un Amiga 2000. Il terzo è quello di Domenico MD69, che ha riparato un Amiga 500 Plus. Il quarto è quello di Luca Cusani, Luke 74 Channel, che ha presentato la DA500 Mini. E poi l'ultimo è quello di Computer Nostalgia 8090, che ci fa la storia di Amiga, quindi dalla nascita diciamo al declino. Ok? Vi lascio a questi video, grazie di essere stati con me in questi brevi minuti, spero che questi video vi piacciono. Se vi è piaciuto diciamo questa idea che ho avuto di fare un video mio dove introduco i video di altri colleghi, di altri appassionati, di altri di altra gente retro come me che è appassionata a queste macchine, e allora vi lascio alla visione di questi video. Ciao e sigla!